Conoscere la disponibilità di contributi che vanno a incentivare attività e investimenti orientati allo sviluppo aziendale è di fondamentale importanza per un imprenditore e i soci di Confartigianato vengono costantemente aggiornati al riguardo. Già che eravamo in argomento, a Valeria Cibrario dell'area mercato abbiamo chiesto di ricordare altre interessanti opportunità. In questo momento esistono diverse opportunità per le aziende venete e vicentine in particolar modo sui bandi regionali. Invitiamo le aziende che stanno facendo un percorso di innovazione sia tecnologica che organizzativa all'interno delle proprie aziende a contattarci perché potrebbero avere accesso a dei voucher regionali che possono coprire la spesa da un 50 a un 75% dell'importo finale dell'investimento. Questi voucher sono anche cumulabili tra loro per un ammontare complessivo massimo di 19.500 euro che verranno erogati direttamente dalla Regione nei confronti dei fornitori. Un'altra opportunità interessante per le aziende che stanno effettuando degli investimenti in ambito di efficientamento energetico è il bando regionale proprio su questi temi che chiuderà il giorno 9 gennaio e per il quale come Confartigianato Vicenza ci siamo strutturati con un servizio attraverso dei tecnici accreditati EGE per effettuare delle diagnosi energetiche e quindi poi seguire le aziende nella presentazione delle domande e la richiesta del contributo che può essere pari al 30%, sempre a fondo perduto, dell'investimento stesso.